Antica Fiera del Soco, attrattiva per il territorio tutto l'anno. Presentato al pubblico il nuovo consiglio di amministrazione di Antica Fiera del Soco SRL, società a totale partecipazione pubblica del comune, che si propone come oggetto sociale quello di andare a realizzare eventi sportivi, culturali e sociali che arricchiranno il territorio di Grisignano tutto l'anno. Antica Fiera del Soco SRL, quale società in house, non è solo manifestazione Antica Fiera del Soco. Questo per dire che oltre all'organizzazione della manifestazione che si tiene ogni anno a settembre, la società si occuperà anche d'altro, quindi gli obiettivi sono proprio quelli di riuscire a innovare, valorizzare e implementare la manifestazione di settembre e portare avanti anche l'organizzazione di tutti quegli altri eventi su affidamento da parte dell'amministrazione pubblica. Un cambio di passo per l'Antica Fiera del Soco. Prima avevamo una gestione societaria in mano ad un amministratore unico. Abbiamo deciso come amministrazione di affidare la governance della società ad un consiglio di amministrazione, questo per implementare le competenze specifiche all'interno della società e anche per avere ovviamente più manodopera, diciamo, più forza in capo alle persone presenti per poter proprio in questo senso andare a realizzare appieno quello che è l'obiettivo e quindi l'oggetto sociale della società. A comporre il nuovo CDA, oltre al presidente, saranno Antonella Caberlon, Rachele Facchin, Marco Tagliaro e Giuseppe Rizzetto. Tanti gli obiettivi per un ritorno economico, turistico, culturale ed immagine del territorio esteso a 365 giorni l'anno. Al di là del mero ritorno economico, che verrà presentato appunto oggi il bilancio, Antica Fiera del Soco, con la manifestazione di settembre, ma anche con tutte le altre manifestazioni che ci vengono richieste dall'amministrazione e che organizzeremo e che porteremo a compimento, ha un più vasto risvolto sia a livello economico, per le aziende, per le attività locali, per le imprese, nonché per le varie associazioni di volontariato che gravitano nel nostro comune e anche nei territori limitrofi.